Una bella avventura quando ho finito, ma quando sono entrato in miniera non tanto. Io l'indomani non volevo più riandarci in miniera. In questi primi 100 chilometri troverete una bella sorpresa. Noi abbiamo trascurato questo paesaggio pensando che non ci fosse altro se non il buio della miniera, insomma. In questo territorio dal buio si può passare alla luce. Il 4 maggio del 1871 in questo cantiere morirono 11 donne e pensate che c'erano bambine di 10-11 anni. Camminando più di 100 km tra le miniere abbandonate della Sardegna abbiamo riscoperto i sentieri percorsi da chi lavorava in questi luoghi. Persone che vivevano sottoterra, persone che sommerse dal buio desideravano la luce. Si era persa la memoria. Questa è la storia dell'angolo di mondo chiamato Inglesiente, ma è soprattutto la storia di chi in queste terre ha trovato la vita e qualcun altro anche la morte. Questa storia mi ha reso consapevole, la memoria va tenuta viva. E questa è la cosa che più mi ha colpito, che non mi sarei mai aspettato di sentire. Prima di iniziare però, un po' di contesto. Mi chiamo Davide, vivo a Torino e sono un videomaker. Sono sempre stato interessato a dare voce a tutti quei racconti che rischiano di perdersi. Io invece mi chiamo Nicola e vivo a Cagliari. Sono anch'io un videomaker. Dopo aver percorso a piedi la via degli Dei da Bologna a Firenze, lungo gli Appennini tosco-emiliani, mi sono perdutamente innamorato della montagna, dei trekking e dei cammini. Sono stato invitato da Nicola a percorrere i primi 100 km del cammino minerario di Santa Barbara, un percorso nel sud-ovest della Sardegna. Ma per quale motivo dovrei dire di sì a questo sconosciuto? Prendere un volo last minute e tuffarmi in questa avventura? Una storia piena di misteri. Paesaggi incontaminati da perdere il fiato e tanta birra ignusa. Convinto probabilmente da quest'ultima, ho accettato la proposta di Nicola. Eccolo qua, finalmente, in patria sarda. Sono arrivato. Ciao bella, come stai? Oh, è strano vederti sempre dal video, o vederti dal vivo, è incredibile. Nei video non ho gli occhiali, quindi. Ed in men che non si dica, ero a Cagliari sullo scooter di uno sconosciuto. Il programma è molto semplice: raggiungere Iglesias, e cioè il punto di partenza del cammino minerario di Santa Barbara, e da lì iniziare a camminare. Il cammino nasce per diletto, per il piacere di un gruppo di persone, tutte quanti amanti del patrimonio minerario, quindi interessati a recuperare le tracce antiche dell'uomo in questo territorio. Il patrimonio più antico, possiamo dire, che ci hanno lasciato gli uomini che hanno lavorato in miniera, sono proprio le tracce del loro cammino sul territorio. Come volontari abbiamo avuto il piacere, il desiderio di ripercorrere queste strade, questi cammini. Insomma, Giampiero e i suoi amici, in gran parte ex minatori, hanno recuperato tutti i sentieri che io e Nicola avremmo percorso a breve. Dalla montagna al mare, dalla spiaggia alla miniera. E così pian piano è nato il cammino, abbiamo organizzato delle escursioni libere invitando tutti. Abbiamo visto che si è registrata una partecipazione straordinaria, quasi 300 persone in una giornata di pioggia, e da questo siamo stati incoraggiati e siamo andati avanti. Abbiamo capito che questi sentieri potevano essere messi a sistema per organizzare un grande cammino attraverso il quale avremmo potuto riscoprire il patrimonio storico-culturale legato alla storia mineraria e anche al connesso culto di Santa Barbara. Il benvenuto del presidente della fondazione Giampiero ad Iglesias Aspetta che ci facciamo però una fotografia. si è trasformato in una chiacchierata di un'ora, ma almeno la genesi del cammino l'abbiamo imparata. Queste invece sono le credenziali, ossia delle specie di dépliant dove puoi collezionare i timbri di ogni tappa, necessari per ricevere poi il testimonio, e cioè la compostela del cammino minerario, in una celebrazione dedicata dopo il 100° chilometro percorso, ma ne parleremo più avanti.
Il testimonium te lo appendi poi in camera per dire a tutti i tuoi amici che hai camminato, da vero masochista, 100 km nella più selvaggia Sardegna. Ma noi prima ce lo dobbiamo sudare. Ed è così che iniziamo finalmente il cammino minerario di Santa Barbara, destinazione della tappa numero 1, Nebida. Il primo punto di interesse che incontriamo è il santuario del Buon Cammino, proprio sopra Iglesias. Bussiamo alle suore. Qui una suora di clausura, un po' timida nei confronti delle telecamere, ci timbra con riluttanza la credenziale. Inizialmente mi ha chiesto: chi sei? Io: scusa. Qualche ora più avanti sulla strada troviamo il sito di Monteponi, un enorme complesso minerario ormai abbandonato, di cui non riusciamo ancora a cogliere la vera essenza. Ragazzi, ma dove siamo? Ma dove siamo? Se non l'evidente desolazione. Bene, ricominciamo? Pausa pranzo terminata, destinazione Nebida. Sempre drammatico dopo pranzo. La tappa procede in modo abbastanza spedito e inizio a conoscere Nicola un pochino di più, che alla fine per me, ricordiamolo, è un completo sconosciuto. Di lui ho capito subito una cosa: gli piace buttarsi a capofitto nelle cose, fare salti nel vuoto, insomma. Per seguire la sua passione da videomaker ha abbandonato il suo lavoro stabile e ha iniziato a camminare. Sto cercando un po' me stesso nel cammino. E fanne uno, e fanne due, e fanne tre. Alla fine è esplosa questa passione. Devo dire che mi sto innamorando tanto della mia terra. Riscoprirla ancora di più è assurdo, cioè è davvero una cosa inaspettata. Alla fine si tratta proprio di questo, scoprire camminando, e per noi significa anche documentare, per poi raccontare queste storie quasi perdute. Quando giungiamo ormai stremati a Nebida, non sappiamo bene cosa provare, se non stupore. Ma la bellezza di questi luoghi assume per noi un significato molto diverso non appena ascoltiamo l'indomani mattina le testimonianze di chi qui ci lavorava, ma sottoterra, e di osservare il panorama non ne aveva nemmeno il desiderio. Sono Armando Casula, un ex miratore, ho cominciato a lavorare all'età di 18 anni, ho fatto 26 anni di miniera. Mi chiamo Claudio Sarni, ho lavorato 30 anni in miniera. Mi chiamo Elio Cucu, ho 63 anni, ho fatto il minatore per 30 anni. Diciamo che è stata una bella avventura quando ho finito, ma quando sono entrato in miniera non tanto. Come sono entrato in miniera non vedevo l'ora di uscirne fuori. Al buio poi ti viene l'ansia, non vedi l'ora di uscirne. Diciamo grazie a Dio sono capitato con un compagno, poveraccio che adesso è morto, e lui mi rincuorava. Il lavoro di miniera è pericolo, l'ambiente è malsano, stai lavorando in un ambiente molto pericoloso. Stai lavorando sottoterra, al buio, in mezzo al fumo, con i mezzi diesel, ai rumori. Quelli sono problemi grossi, diciamo. Una cosa, chi non è mai entrato lo deve provare, entra nella galleria e spegni la luce, stai per 10 minuti senza la luce. Senti una piccola goccia che cade per terra, un piccolo rumore. Allora, prima di tutto in miniera ci vogliono occhi ed udito, sempre. Poi io il primo giorno di lavoro mi fanno entrare in galleria e mi mandano in un pozzo, mi mandano sottoterra altri 120 metri con questa gabbia qua, e non vedevo l'ora di uscirne. E gli diceva a questo mio compagno: ma a che ora usciamo? A che ora usciamo? Io non vedo l'ora. Io l'indomani non volevo più riandarci in miniera. Diciamo che quando noi eravamo in età di entrare al lavoro, entrare in miniera era un arrivo, non era una costrizione, anzi tutti ci tenevamo ad entrare in miniera, perché? Anche perché i nostri genitori, i nonni, era una tradizione che entrare in miniera, era un punto di arrivo, anche perché non c'era altro, perché entrare in miniera voleva dire
per tutta la vita, una sistemazione, ecco, una sistemazione. Poi nonostante io sia diplomato di elettromeccanico, alla fine sono dovuto entrare in miniera, come è successo a mio cognato. I nostri genitori hanno rinunciato alla superliquidazione e ci hanno preso così. Oggi, grazie a Dio, lo posso raccontare. Però purtroppo era il pane che passava e non c'era rimedio, perché lavoro non ce n'era altro. E grazie a Dio adesso sono in pensione, speriamo di godermela fino a quando è possibile. Capite che cosa intendevo? Siamo a Nebida, un luogo di una bellezza unica. Ma come possiamo godere di questa bellezza se le storie che accompagnano questo territorio sono così? Storie di uomini che per 30 anni hanno lavorato sottoterra, rischiando la vita ogni giorno. Di certo Armando, Claudio ed Elio non hanno potuto godere di questa bellezza, almeno finché non sono usciti dalla miniera. Insieme a Giampiero e ad altri ex minatori sono stati i primi a recuperare i sentieri del cammino minerario che stiamo percorrendo io e Nicola, rendendosi conto del loro stupendo territorio forse per la prima volta. Dal buio della miniera alla luce della loro Nebida, della loro casa. Noi siamo dentro il cammino per uno sbaglio. Siamo contenti che siamo dentro, specialmente noi tre. Con Giampiero eravamo grandi amici prima. Lui si è messo in testa di portare avanti questo progetto qua. Abbiamo cominciato qua con piccoli scorribandi, pulizia sentieri e compagni vari. Poi è girato il cervello, forza che pompiamo e ne facciamo uno da 500 km. Noi partivamo la mattina, rientravamo la sera, ma noi eravamo felici e contenti e ci facevamo una giornata felicissima. Armando, Claudio ed Elio ora sono pensionati, vivono qui a Nebida. La stabilità economica garantita da 30 anni di terribile lavoro in miniera ha permesso loro di comprare una casa, mettere su famiglia, far studiare i figli. Questo è un mestiere che sicuramente li ha messi in gravi condizioni di pericolo, ma è pur vero che i benefici economici da loro ottenuti altri se li sarebbero sognati. La miniera per chi abitava qui era un punto di arrivo. Un posto in banca. Ma ogni giorno dovevi sperare di uscirne vivo. Ora riusciamo a comprendere meglio l'essenza di luoghi come la laveria di Nebida, oppure il complesso di Monteponi o quello di Masura, proprio perché conosciamo alcune delle storie di chi lavorava qui nelle profondità della terra. La strada però è ancora lunga. Il testimonium non si conquista da solo, perciò riprendiamo il nostro cammino verso Masua, concludendo la tappa sull'omonima spiaggia. Bene, io e il caro Borgia, mi chiamerò così sempre. E facendo un bagno non previsto in un mese come gennaio. Se c'è qualcosa che è riuscita a distrarci dalle testimonianze degli ex minatori, quella è senza dubbio la fatica fisica. La terza tappa del cammino minerario sembra più un trekking che un cammino, con qualche tratto esposto, sentieri stretti, ripidi, ma con degli scorci incredibili sul pan di zucchero. Uno splendido faraglione di fronte alla spiaggia di Masura. La traccia ci conduce poi al Canal Grande, non quello di Venezia, ma una strettissima valle che sfocia sul mare. Qui non c'è anima viva, troviamo solo una spiaggia di ciottoli deserta, con un'incredibile cavità naturale, lunga 150 metri ed in parte sommersa, che attraversa il promontorio da lato a lato.
E mentre mangio un mandarino rifletto su una cosa. Il buon Borgia, o così mi piace chiamarlo, anche se a lui dà un po' fastidio, nonostante lo conosca così poco, si vede che è un bravo ragazzo, con tanta esperienza sul trekking e che della montagna sa il fatto suo. Gli ho proposto di realizzare questo progetto insieme proprio per le passioni che ci accomunano. Qualsiasi cosa, se tu la fai camminando, l'esperienza è amplificata 100 volte. Quindi se devo fare un viaggio lo devo fare a piedi, no? O se devo andare da qualche parte, se ci vai a piedi, tutta l'esperienza che ne deriva, che non è solo arrivare lì ma anche tutto il percorso, è amplificata tanto e quindi ti rimane per tanto tempo. E infatti durante questa bella avventura che stiamo vivendo è davvero tutto amplificato, ma proprio tutto, compreso il maltempo. Camminare a gennaio ha i suoi vantaggi, certo. Sui sentieri non c'è anima viva. Il caldo estivo è solo un lontano ricordo, ma ha anche i suoi svantaggi. Il meteo non è sempre benevolo e lungo la strada che conduce a Bugerru l'abbiamo capito a nostre spese. Se noi siamo qui a gennaio, significa che il cammino minerario permette alla stagione turistica di estendersi oltre la classica estate. Nelle strade si vedevano tanti giovani come voi, con lo zaino, le bacchette, e qui chi non è di Bugerru lo riconosci subito, no? Ci conosciamo tutti. Quindi è stata una bella scoperta, perché tutte le nostre strutture, B&B, hotel, non solo di Bugerru ma anche del territorio, erano completamente occupate. Laura, il sindaco di Bugerru, sa bene quanto un cammino come questo sia importante per il territorio e per questo motivo l'ha supportato sin dal principio. Io ho creduto al cammino di Santa Barbara dal primo momento. Io sono tra i sindaci che ancora sono in carica e sono firmatari nel 2016 dell'atto costitutivo. Auguro a tutti i pellegrini, ecco, di vivere questo cammino vivendo tutte le bellezze che possono saltare all'occhio, però spiritualmente rivivere quello che è stato questo territorio 100 anni fa, il sacrificio di chi in quel cammino transitava forse con un altro spirito, e quindi cercare un po' di calarsi in quell'atmosfera. E mentre arriviamo a Bugerru completamente bagnati, comprendiamo forse un po' di più lo spirito con il quale nasce questo cammino. Per noi che lo percorriamo è come rivivere passo dopo passo l'esperienza del minatore. Dopo anni trascorsi sottoterra senza rendersi conto della meraviglia che lo circonda, finalmente egli esce dalla sua galleria e scopre la bellezza di casa sua, che non aveva ancora avuto modo di apprezzare. E allo stesso modo noi camminatori scopriamo quella medesima bellezza, faticando su ogni salita per conquistare una vista e spingendoci alla fine della tappa per godere del meritato riposo. L'acquazzone di Bugerru era forse pari a qualche anno di miniera, in questa strana metafora pellegrino-minatore. Piccolo problema. Il nostro quarto giorno di cammino prevede un raddoppio di tappa. Da Bugerru passeremo da Porticeddu e poi lungo la famosa spiaggia di Scivu fino a Piscinas. E c'è anche una piccola caratteristica di questa spiaggia che ci avrebbe messo i bastoni tra le ruote. Ma io e Nicola, poveri ingenui, ancora non lo sapevamo. Come si chiama lei? Io, Gino. Gino da? Flumini Maggiore. Gino da Flumini Maggiore. Che mestiere fa, signor Gino? Dall'ultimo anno e mezzo sono pensionato. Questo è il relax. Sulla strada per la Vedetta, uno dei punti più panoramici dell'intero cammino minerario, incontriamo due taglialegna che decidono di invitarci a pranzo. La cucina offre carne di cinghiale e pecorino spalmabile. Com'è questo pecorino? Buono, eh? Il signor Gino, ormai pensionato, è uno dei pochi che in miniera non ci ha mai lavorato. Io ero dipendente comunale, ero fontaniere, elettricista, muratore, autista, un po' tutto. Nel suo tempo libero si dedica a mantenere vivo il folklore del suo paese, Flumini Maggiore. Folklore di Flumini. In questa zona forse è l'unico che ha vecchie origini, perché è la tradizione antica, da circa 600 anni. Ma in questa zona non ce n'è. Guspini, Arbus, Iglesias hanno più o meno preso le nostre tradizioni stesse, perché non ne avevano, erano minatori. Invece noi nativamente siamo contadini.
contadini, pastori, allevatori, capito? Poi dopo è sopravvenuta la miniera ha occupato tutte le persone, però vedi, come è arrivato se n'è anche andato. E siamo punta a capo, non c'è più niente. Noi colleghiamo questi luoghi unicamente alle miniere. Sono state al centro della vita di molti qui nell'Inglesiente e tutto gira intorno ad esse, anche le storie. Gino, invece, ci ha fatto capire come ci fosse un prima delle miniere e adesso anche un dopo. Le storie contadine che Gino conserva e tramanda tramite il folklore sono forse un'eredità più longeva di quella delle miniere stesse. Grati ai 2 taglialegna per il fortuito pranzo, testimonianza dell'ospitalità sarda, raggiungiamo la vedetta, uno dei punti più belli di tutto il cammino. Ne abbiamo di cose da vedere, abbiamo un sacco di cose, solamente che non abbiamo la possibilità di valutarle nel mondo. Un po' perché la politica se ne è sbattuta di noi, perché siamo un paesino, perché ci vogliono mezz'ora di curve per arrivare a Flumine, quello conta moltissimo. Un po' di gente d'estate, ma vengono perché abbiamo una bella spiaggia, un bel mare, allora vengono, arrivano qua un po' sofferenti dalle curve, però chi piace una cosa bella, vedi che voi siete bene. Percorrere il cammino minerario significa rivivere l'esperienza dei minatori, tradotto in parole povere, stancarsi come delle bestie. Nessuno ci aveva detto che per arrivare a Piscinas, una volta scesi sulla spiaggia di Scivu, avremmo dovuto camminare per 5 km sulla spiaggia. Cioè, in realtà lo sapevamo benissimo, ma non credevamo che sarebbe stato così difficile. Abbiamo mezz'ora, 3/4 d'ora scarsi di luce. Una lacrima rotolò sul visetto scarno di Elena. Era stanca, infreddolita, affamata. Caterina la guardò. Non aveva che un pezzetto di pane e lo divise con lei. Bambine figlie della miseria, che conoscono la condivisione, che spezzano il pane, che si sostengono, si aiutano. A loro è stato rubato tutto: i giochi, l'affetto, l'infanzia e pure la vita, quella sera di primavera nel dormitorio di Azzuni. Si era persa la memoria. Il 4 maggio del 1871, qui in questo cantiere di Azzuni, morirono 11 donne che stavano nella loro baracca. Dopo 10 ore di lavoro erano tornate per rinfrescarsi, per dormire sui loro giacigli, per cercare di togliere via questa grande stanchezza della giornata, e improvvisamente un deposito d'acqua che era affiancato alla loro baracca si è aperto improvvisamente e le ha travolte. Dentro la baracca c'erano 30 donne, ma 11 sono morte sul momento, e pensate che c'erano bambine di 10-11 anni. E lì c'erano le cernitrici, c'erano le donne e i bambini, perché le donne e i bambini all'interno non potevano entrare per legge, a meno che un bambino non avesse superato i 13 anni. Erano arrivate perché un certo ingegnere, che si chiamava Nicolai, le aveva viste lavorare nei cortili delle case a purgare i cereali. Pensa quanto era stato attento questo ingegnere. Erano svelte, attive, facevano il grano, pensate, tanto grano, tanti cereali che allora dovevano ripulire. E questo ingegnere ha detto: ma perché non portiamo in miniera queste donne che sono brave, mentre gli uomini sono un po' imbranati perché la manualità non ce l'hanno a fare queste cose. E quindi nel 1850 le donne sono entrate in miniera a frotte, a decine, a centinaia nei cantieri, in tutte le miniere. Facevano quel lavoro massacrante dalle 8 alle 12 ore al giorno, tutti i giorni, estate e inverno, fuori nei piazzali. Allora l'azienda conveniva perché le donne venivano pagate di meno rispetto agli uomini e non si lamentavano. Gli uomini, sai, a sciopero, le donne perché avevano paura, se uno aveva perso il marito in miniera e stava lavorando solo lei, non è che si lamentava, quello che arrivava a prendere. E
tutti i giorni c'era gente che si faceva anche 30 km per andare a lavorare sul posto di lavoro. Da Guspini a Montevecchio ti devi fare 20 km a piedi per arrivare al cantiere, capito? Quindi queste donne stavano nelle baracche proprio per trascorrere la settimana, a volte anche 15 giorni, a volte anche un mese. E cosa mangiavano quando erano qua? Le mamme o le zie, che erano donne di una certa età, magari preparavano una minestra per tutte, ma non c'era proprio niente. Pane, a volte qualcuna mi diceva pane e saliva, con panatico non ce n'era. Mio nonno ha lavorato sia nelle miniere di carbone, nella carbonifera, sia nelle metallifere. Quando mia nonna apparecchiava la tavola si metteva così, guarda, la pipa, anziano, le braccia conserte e diceva "Oi buruani ci Buddha". Anche oggi pane e cipolla. Mi ha detto chi aveva pane e cipolla in miniera era fortunato, se no era pane con pane. And the road signs keep changing as the road stretches out ahead. And the mood keeps on changing. All I wanna do is lie down. Dopo esserci ripresi dai devastanti 5 km sulla sabbia, troviamo ospitalità ad Ingurtosu, pronti ad affrontare l'ultima tappa del viaggio, fino a Montevecchio e poi ad Arbus, dove ci avrebbero aspettato per la consegna del testimonium. Abbiamo incontrato l'ex insegnante Iride quasi all'ora di pranzo, proprio al cantiere Azuni. Stava canticchiando qualcosa. Sono venuta canticchiando. Abbiamo sentito, non potrò riposare. L'abbiamo registrata. E aveva in mano con sé il suo libro di poesie sulle miniere di Montevecchio. Questo libro è nato proprio per ricordare questo evento così tragico di cui si era persa la memoria. 4 maggio del 1871. Iride, insegnante di scuola elementare, ha tramandato ai suoi alunni la storia del territorio e si è fatta portavoce delle testimonianze delle cernitrici, ossia di tutte quelle donne che lavoravano in miniera. Per loro comunque sia è stata una conquista, perché sono uscite dalle mura domestiche, perché hanno avuto una retribuzione, cosa che non avevano le donne. Non avevano mai soldi contanti. La miniera invece aveva dato questo, la retribuzione. E quindi immaginate che cosa non è una retribuzione: indipendenza, libertà di spendere anche i soldi guadagnati. Questo è stato un primo passo delle donne. Devo dire che le donne da allora non si sono più fermate, sono andate sempre avanti a chiedere ad avere il loro diritto. In tutte le miniere, in tutte le zone minerarie, le donne sono quelle più agguerrite, sono quelle che sanno parlare meglio, sono quelle che sanno intraprendere meglio delle attività. Non per togliere niente a nessuno, ma queste donne hanno imparato sul posto ad essere così attente, così audaci, anche coraggiose, donne coraggiose. Sono felice perché i miei 81 anni non mi impediscono ancora di continuare a parlare di queste cose. Avevo tanta paura di questa vecchiaia, invece va bene. La persona che mi ha colpito maggiormente è Iride. Iride perché grazie alle sue storie, grazie ai suoi racconti delle cernitrici, mi ha reso consapevole. Mi ha fatto capire che in realtà la memoria va tenuta viva ed è importante che ci siano persone che la mantengano viva. Il cantiere di Azuni sorge poco sotto l'abitato di Montevecchio, un cosiddetto borgo minerario, ossia un intero villaggio costruito appositamente per accogliere tutti i lavoratori delle miniere. Qui incontriamo un ex geologo, Efisio, che ci parla della nascita e della fine dell'era mineraria sarda. L'attività mineraria è iniziata nel 1847. In questo borgo hanno cominciato a crearsi dei punti di vita, cioè dei luoghi dove i minatori trovavano anche un momento di sosta. E poi successivamente, mano a mano l'attività mineraria aumentava e quindi aumentavano anche i dipendenti, aumentavano i minatori, la società mineraria creava vicino al posto di lavoro delle strutture abitative, di modo che evitassero il trasferimento da casa al posto di lavoro. Quindi avevano, il posto di lavoro vicino a casa. L'attività mineraria è durata circa
150 anni. E hanno chiuso definitivamente la miniera nel 1991, che è stata proprio la chiusura definitiva della miniera. L'attività mineraria che è finita non perché si è esaurito il materiale, il motivo per cui è stato chiusa la miniera, e come Montevecchio tutte le altre miniere della Sardegna, è il problema economico. Il piombo, che ha avuto il massimo valore sul mercato durante le guerre in Corea, non ha più valore. Oggi al piombo è subentrata la plastica, altre sostanze, altri materiali che hanno fatto sì che il piombo non avesse più nessun valore sul mercato. Oppure molti minerali vengono importati dall'estero. Perché? Perché il costo di lavoro dalle altre parti è basso e quindi è più conveniente acquistarlo e riportarlo qui piuttosto che estrarlo dalle nostre miniere. Alla fine anche signor Gino ce l'ha detto. Le miniere, come sono arrivate, se ne sono anche andate. E borghi come Montevecchio, praticamente luoghi fantasma, se non fosse per qualche abitante come Fisio, hanno seguito la stessa sorte. Poco sotto Montevecchio sorge il suo complesso minerario e il cammino passa proprio dal cantiere di Levante. Pensare che in un ambiente come quello della miniera, duro, cattivo, crudele, ci potesse essere un senso di appartenenza, comunità, fratellanza, sicuramente mi ha davvero colpito e mi ha sorpreso, se devo essere sincero. Senso di appartenenza, comunità. Chiunque abbiamo conosciuto ci ha parlato un po' di questo aspetto della vita di miniera. Tra minatori c'è un legame diverso. C'era un rapporto tra i minatori e le loro famiglie, quasi di amicizia, chiamiamola amicizia, oppure di solidarietà. La solidarietà della gente di miniera è qualcosa di straordinario. Non esiste da nessun'altra parte. In una fabbrica, se ti vedi al mattino, quando timbri, buongiorno, poi la sera quando esci, buonasera. Da noi no. Da noi si è a contatto, da noi si lavora solito in coppia. Allora, siccome sei sottoterra, sei in un posto dove c'è il pericolo, ne va della vita di tutti e due, sicché io guardo il mio compagno guarda me. Io aiutavo il compagno, o il compagno aiutava me e si usciva assieme, non si lasciava mai il compagno di lavoro all'interno della miniera, mai. Cioè, se uno aveva dei problemi, c'erano i compagni, tutti gli altri colleghi di lavoro che li aiutavano durante il lavoro. Mai è successo che un minatore abbia bisticciato con un collega, eccetera. C'era Sabbarrilloca. Sabbarrilloca è una campana che suonava proprio per dire fermiamo un momento il lavoro, e quindi le donne in quel momento si scuotevano il grembiule dalla polvere e prendevano il pezzetto di pane, e c'era qualcuna che non aveva niente, per dirvi la solidarietà che cosa non era anche fra le donne che si stendevano per un momento a mangiare, che qualcuna dava, divideva. Anche tutte queste piccole storie che sono semplici ma sono di una profondità incredibile, perché raccontano del poco che uno ha, riesce a darne anche all'altro. A un mio collega, stava morendo folgorato e sono riuscito a salvarlo. Io quando ho sentito che si lamentava e sono riuscito a trascinarlo per terra, la prima cosa che ho fatto è andare a cercargli la lingua, perché la corrente elettrica ti fa ingoiare la lingua e muori soffocato, a parte la folgorazione. Sono riuscito a portare fuori la lingua, a fargli fare la respirazione, piano piano, sì che un po' si è ripreso, l'ho fatto sedere e mi faceva vedere, aveva un buco qua, nella mano, come si scaricava la corrente, e ogni volta che mi vede mi dice ti devo la vita. Io gli dico sempre se fosse successo a me avresti fatto la stessa cosa, perché ti viene, come fai? Non è possibile, un compagno di lavoro, un amico. Evidentemente se questo spirito è nato derivava proprio dalle enormi difficoltà e dalle difficili condizioni in cui vivevano, e noi invece che stiamo bene possiamo permetterci di pensare solo a noi stessi probabilmente. Esplorato il complesso minerario di Montevecchio, ci spingiamo verso il paese di Arbus, meta finale del nostro cammino. Qui riceveremo il tanto agognato testimonio, al termine della celebrazione della Santa Messa. Ovviamente siamo in completo ritardo. Una cosa che non mi sarei aspettato di certo era essere chiamato a proferire sull'altare.
Le storie incredibili che abbiamo avuto modo di ascoltare durante il viaggio ci hanno colpito nel profondo. Ce lo aveva detto Giampiero proprio all'inizio. In questi primi 100 km troverete una bella sorpresa. Camminando sui sentieri dei minatori, ci siamo calati nel loro bagno. Siamo passati dal buio della miniera alla luce di un territorio meraviglioso. Abbiamo compreso il valore dei luoghi che abbiamo attraversato, la sofferenza che hanno inflitto agli uomini, ma anche i doni che sono stati fatti loro. Abbiamo ascoltato storie di vita dura, di dure realtà, di riscatto, di solidarietà. E pensare che io ero venuto qui solamente per la birra Ecnusa. Nella parrocchia di Arbus il nostro viaggio trova una degna conclusione. Alla fine si chiamerà Cammino Minerario di Santa Barbara per qualche motivo. Il fortissimo culto verso Santa Barbara è l'altro elemento, assieme alle miniere, che lega tutto l'Inglesiente. Adesso posso appendere il testimonium nella mia cameretta e dire a tutti i miei amici che ho camminato 100 km tra le ex miniere sarde. Il ricordo più grande però non l'avrò appeso sul muro, ma l'avrò conservato nel mio cuore. Dai Borgia, tagliamo corto. Stiamo parlando da mezz'ora e penso che sia decisamente arrivata l'ora di salutarci. Però non possiamo farlo prima di aver bevuto un'altra bella, fresca Ecnusa con vista a spiaggia. Questo non è un addio, amico mio, bensì un arrivederci alla prossima avventura.